pace che solo Dio dona in pienezza, per celebrare allora bene questa terza domenica. Chiediamo al Signore quello che abbiamo bisogno sempre, la sua grazia e il suo perdono. Signore, che vieni a visitare il tuo popolo nella pace, Kyrie eleison. Cristo che viene a salvare chi è perduto, Cristo eleison. Signore, che vieni a creare un mondo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Sofonia. Allegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha rivocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio. Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. Vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino.
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha 2 tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, gli dissero: Maestro, che dobbiamo fare noi? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E poi noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo è in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. E parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. Queste parole di Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura ci forniscono il motivo ispiratore di questa terza domenica di Avvento. È una domenica singolare nel cammino di preparazione al Natale. La liturgia la chiama da sempre Domenica Gaudete. È un invito alla gioia, è la domenica della gioia. Questo invito
Paolo ha scritto queste cose ai fratelli di Filippi mentre era in prigione a Efeso a motivo del Vangelo. Paolo aveva tante ragioni per non essere contento, ma invece esulta di gioia, e questa gioia la vuole condividere con i fratelli. Motivo è uno solo: il Signore è vicino, è con me. Paolo non si sente solo, anzi è proprio nella solitudine, nel silenzio della carcere, della prigione, che avverte la presenza di Gesù che è vicino a lui. Ora, quando il Signore ci è vicino e noi, ciascuno di noi ha la sua esperienza, quando sentiamo la sua presenza nella nostra vita, allora la gioia di Dio ci riempie il cuore e sentiamo vere le parole di Paolo: la pace del Signore custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Paolo è felice perché il Signore gli è vicino, e anche noi penso lo possiamo essere per lo stesso motivo. Vangelo di Luca che abbiamo letto ci ricorda oggi che tutto Israele vive con ansia l'attesa ormai imminente del Messia. I tempi erano maturi, tutti attendevano colui che avrebbe cambiato ogni cosa, così dicevano i profeti, e avrebbe liberato l'uomo da ogni tipo di schiavitù. Per questo, da ogni parte della Palestina, la gente cercava Giovanni, avevano fiducia nel Battista, il profeta, e a lui chiedevano consiglio: che cosa dobbiamo fare per ricevere degnamente il Messia che viene. Giovanni rispondeva alla folla con semplicità: chi ha 2 tuniche ne dia uno chi non ne ha. Chi ha da mangiare faccia la stessa cosa, dia a chi ha fame. La prima indicazione di Giovanni, importante per tutti, è la condivisione. La condivisione, una parola grande. Condividere ciò che abbiamo. Questo è il primo punto, il punto di partenza per aprire il cammino a colui che viene, occuparci dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza. Questo non è tanto facile, ma è il primo passo. Dividere vuol dire spartire quello che abbiamo, ma per arrivare a una condivisione sincera, vera, c'è bisogno di un passo obbligato. Bisogna lasciarsi prendere dalla compassione per chiedere indigenza, perché se non vediamo non ci muoviamo. Allora ci riuscirà facile condividere non solo quello che abbiamo con noi, ma mettere a disposizione anche noi stessi un po' del nostro tempo, un po' della nostra preparazione, quello che abbiamo e che ci portiamo sempre con noi. Del resto Gesù ha fatto proprio così, ha dato tutto se
erano a servizio dei Romani erano considerati pubblici peccatori. Giovanni a loro non impone di cambiare mestiere, no? E come si fa a vivere? No, non dice di cambiare mestiere, ma di rispettare i diritti di ciascuno, di tutti. Non esiste più, esigete più di quanto è permesso, non rubate, non fate ingiustizia a nessuno. E poi ci sono i soldati, non maltrattate le persone e non usate violenza, abusando della vostra forza. Come si vede, i consigli di Giovanni sono di grandissima attualità. Bisogna disarmare, deporre le armi. Bisogna deporre le armi, bisogna disarmare i cuori da ogni tipo di violenza, di rancore, di spirito di vendetta e insieme cercare sinceramente la pace e l'amore sociale. Vi ricordate, è Francesco che parla in questo modo: pace e amore sociale, non propriamente di Gesù, ma sociale, quell'amore che ci ravvicina. E allora incontreremo Dio sulla nostra strada. Anche noi presenti a questa Eucaristia oggi non siamo molti, ma sentiamo il dovere di chiederci che cosa posso fare io per accogliere bene, in maniera degna, Lui che viene a visitarmi. Se sapremo dare una risposta parziale a questa domanda, il Natale di Gesù che celebreremo in famiglia, con gli amici, con le persone alle quali vogliamo bene, assumerà un valore nuovo, un significato differente. Allora sentite, anche stappare una bottiglia di buon Verduso insieme con gli amici, ricco Gesù, sarà per noi un motivo di gioia e di pace, giorno del Natale.
dà vita e pace. Ti aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, con gioia e semplicità di cuore, eleviamo al Signore la nostra preghiera, con la certezza che Egli ascolta la supplica rivolta a verità e umiltà. Preghiamo insieme dicendo: donaci, Signore, la gioia del cuore. Donaci, Signore, la gioia del cuore. Signore, dona alla Chiesa la forza di testimoniare senza compromessi Gesù Cristo, vero promotore di pace e di fraternità. Preghiamo. Signore, la gioia del cuore. Signore, illumina con il tuo spirito i responsabili delle nazioni, governino con saggezza e facciano leggi giuste e rispettose della vita. Preghiamo. Signore, la gioia del cuore. Signore, dona agli ammalati di ricevere serenità e conforto dall'amore dei loro familiari e da tutta la comunità. Preghiamo. Donaci, Signore, la gioia del cuore. Signore, dona a ciascuno di noi la perseveranza di cercare e di trovare in te la gioia interiore e la speranza con cui guardare al futuro. Preghiamo. Certi del tuo amato Padre, ti abbiamo rivolto la nostra preghiera, serenamente ci poniamo sotto il tuo sguardo di misericordia e di bontà e attendiamo da te i doni della tua provvidenza per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Come i pentiti accolgi, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ho sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero
divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese, la portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ti preghiamo, santifica questi doni al tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente, Papa prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo di rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il Padre, la vita e il calice della salvezza, e rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in
diaconi, tutte le persone a te consacrate, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri della Chiesa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora guardiamo con fiducia verso il Padre e chiediamo con lei che ci aiuti a avvicinarci con buona volontà al grande mistero del Natale di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, dai mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni dei secoli dei secoli. Pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno reciproco di pace. Agnello di Dio, che Togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Canto 461.
quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai, gioite con me. Noi ora sappiamo che il regno verrà, nel breve passaggio viviamo di te.
sacramento ci purifichi dal peccato, ci prepari le feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. C'è un solo avviso: in preparazione anche al Natale può servire anche della buona musica. Sabato 21 dicembre, concerto in preparazione per il Natale con i cori Caridons Queris, il Rose de Mir di Montenars, ore 20 e 15. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio, Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. Buona domenica. Numero 43. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo, al